Buonasera, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia 2025, 82esima edizione. Siamo qui Hotel Excelsior, Spazio Regione del Veneto. Ho il piacere di incontrare il presidente della provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, qui in questo momento, 2 minuti fa, avete appena concluso una conferenza stampa molto interessante. Di cosa avete parlato? La presentazione del progetto Borghi Fluviali tra Adige e Po, un interessantissimo percorso fatto con il coordinamento appunto della provincia di Rovigo, ma un percorso fatto con ben 18 comuni e tantissimi partner sia pubblici che privati. Questo ci è stato possibile grazie alla partecipazione ad un bando ministeriale e la forza della nostra terra è venuta fuori perché ci siamo piazzati sesti a livello nazionale, ottenendo un importante contributo che ci ha fatto lavorare sul territorio con la presentazione di una serie di azioni tutte tese allo sviluppo e alla conoscenza del nostro territorio, tutta una serie di eventi, di spettacoli, di eventi culturali che ci hanno dato la possibilità e ci stanno ancora dando la possibilità, perché il tutto è ancora in itinere, si concluderà a ottobre-novembre, però di far visitare, di far conoscere la nostra terra con le sue peculiarità, con le sue ricchezze e con la grande capacità della sua comunità. Allora, Rovigo è una provincia molto interessante, anche molto particolare per il suo territorio che è anche vasto, e comunque questa è sempre la mostra del cinema di Venezia, che è sempre il fiore all'occhiello della regione del Veneto. A noi fa particolarmente piacere essere particolari, anzi su queste particolarità, sulle nostre peculiarità puntiamo e dobbiamo puntare per farci riconoscere come terra senz'altro che ha le sue difficoltà ma che ha anche le sue grandissime potenzialità. In questo progetto si vede proprio la sinergia, quanto possa essere stata importante e quanto potrà essere importante per il rilancio della nostra terra, proprio per far vedere quanto la nostra comunità sia capace davvero di dimostrarsi non solo al proprio interno, perché tante volte anche noi che siamo piuttosto vasti ci dobbiamo imparare a conoscere, ma soprattutto dobbiamo avere la forza di far conoscere quanto di bello davvero c'è nel nostro territorio. Allora, diciamo viva Rovigo, viva la provincia di Rovigo, viva la mostra del cinema di Venezia. Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, presidente della provincia di Rovigo. Enrico Ferrarese, grazie a voi. Ciao! Ciao.